Vuoi conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calciolecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie B? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e lcnsport.it. Canto Feeling Experience è il sushi gourmet che stavi aspettando, dove tradizione e creatività si uniscono per dar vita a un'esplosione di sapori unici. I nostri ristoranti offrono una formula open sushi con una selezione di prelibatezze che vi faranno innamorare della cucina giapponese. Un'esperienza autentica e indimenticabile, dove ogni piatto combina ingredienti di altissima qualità e abbinamenti ricercati. Vieni a trovarci a Lecco in via Col di Lana 6, telefono 0341 50 38 12. E a Colico in via Nazionale 130, telefono 0341 59 16 25, canto.it. Buonasera a tutti amici di LCN Warm Up. Siamo qui, come vedete non siamo nel nostro studio, ma oggi siamo qui allo stadio Riga Monticeppi, perché quella di oggi è un'edizione davvero speciale della nostra trasmissione che ormai avete imparato a conoscere prima delle partite della Calciolecco 1912. Un'edizione speciale perché sapete che questo fine settimana i blucelesti non scenderanno in campo, essendoci la sosta per le nazionali, però come sapete questi giorni sono stati sinonimo di grandi cambiamenti in casa Calciolecco. O meglio, cambiamenti nel senso che sapete che il mister Luciano Foschi è stato esonerato e che al suo posto è stato scelto Emiliano Bonazzoli. Un cambiamento quindi, ma allo stesso tempo una scelta anche nel segno della continuità, dal momento che la scelta appunto di questo nuovo allenatore andrà poi ad affiancarsi alla riconferma invece dello staff tecnico e in particolare del vice allenatore Andrea Malgrati, al quale sarà affidata la squadra insieme a appunto il nuovo tecnico che ha parlato oggi in conferenza stampa, motivo per cui siamo qui allo stadio Riga Monticeppi. È intervenuto in sala stampa insieme al DG Angelo Maiolo e al DS Domenico Fracchiolla per presentarsi appunto alla stampa e di conseguenza poi anche a tutti i tifosi che avranno modo poi di vederlo in campo nei prossimi impegni della Calciolecco, in realtà già questa sera, perché come sapete alle 19:30 c'è stata la possibilità per tutti i tifosi di entrare allo stadio, ovviamente gratuitamente, per osservare la squadra in un allenamento in famiglia, anche con una partitella, e quindi primissima occasione per vedere il nuovo allenatore in campo. Tornando però un secondo alla conferenza stampa, il mister si è presentato con grande umiltà, ha parlato di come la trattativa con il Lecco ovviamente non sia nata in un solo giorno, ma sia stata portata avanti per circa una settimana, 5-6 giorni, quindi subito dopo la sconfitta di Cosenza che ha sancito l'addio di mister Foschi, e come soprattutto la sua intenzione sia quella di venire qui a Lecco non per fregiarsi di qualche merito particolare o per gloria personale, insomma, ma per lavorare, quindi per lavorare sul campo, per riportare il Lecco in una zona di classifica migliore di quella attuale, che inizia comunque a preoccupare ovviamente, e per appunto tornare a vincere, per muovere la classifica, per fare risultati. Quindi il mister ha parlato senza dilungarsi troppo, ma appunto ha iniziato a mettere alcuni punti fermi di quello che sarà il suo lavoro, ha sottolineato a più riprese come sarà fondamentale per lui la collaborazione di Malgrati, che conosce bene soprattutto la fase difensiva, mentre a lui sarà affidata soprattutto quella offensiva, essendo lui stato per tanti anni in carriera un attaccante. Quindi questo connubio che secondo lui porterà grandi risultati a un Lecco che comunque ha bisogno di ritrovare un po' di certezze e anche di riaffidarsi ai suoi uomini migliori. In conferenza stampa infatti è stato fatto un accenno anche a Ionita, Marrone e Crociata, i tre cosiddetti big del mercato estivo che finora non hanno ancora rispettato le aspettative. Un tema di cui ha parlato anche il DS Fracchiolla, sottolineando come già con mister Luciano Foschi si fosse parlato del rendimento non esattamente
veramente esaltante dei 3 giocatori, e sui quali invece si cercherà di fondare il nuovo corso che, sempre per parola del DS Fracchiolla, dovrà però essere incentrato innanzitutto sul gruppo, sulla squadra, quindi basta pensare a separazioni tra vecchi giocatori, nuovi giocatori, tra ex giocatori che hanno già vinto il campionato di Serie B e giocatori che invece sono arrivati di Serie C, scusate, e giocatori che invece sono arrivati a Lecco solo in estate, perché ora bisognerà tutti remare nella stessa direzione con un unico obiettivo, innanzitutto la salvezza e poi quello che verrà. Però appunto il primo passo sarà quello di fare punti, di iniziare a muovere la classifica già nella gara contro l'Ascoli. Un accenno a quello che è stato e a quello che sarà anche da parte del DG Angelo Maiolo, che ha sottolineato come naturalmente arrivare all'esonero non sia stato semplice per nessuno, perché l'esonero è sempre una sconfitta per tutti, una responsabilità di tutti, non di una sola persona, perché è chiaro come sia l'allenatore spesso e volentieri nel calcio a pagare, ma come allo stesso tempo per arrivare a una scelta del genere la colpa, la responsabilità sia di tutti, dalla società ai giocatori che tra l'altro non potranno essere cambiati fino al mercato di gennaio, perché ormai la squadra è questa e non sarà modificata fino a quando poi si riaprirà il mercato. Quindi tanti temi nella conferenza di oggi, di cui adesso vi proporremo anche un breve estratto per farvi sentire un po' le parole del nostro nuovo allenatore, e poi in questa puntata di LCN Warm Up, che vi dicevo appunto essere speciale, daremo spazio a Matteo Bonacina, che conoscete molto bene e che è stato qui a Rigamonti Ceppi per assistere all'allenamento aperto, quindi poi anche alla partitella, e vi racconterà un po' le sue impressioni dal campo. L'allenamento dalle 19:30 poi si è protratto per circa un'ora e ha attirato tra l'altro anche un buon numero di tifosi. Quindi vi aspetto nella parte successiva della trasmissione per avere ulteriori ragguagli da quella che è stata questa giornata, che in un modo o nell'altro è stata già sinonimo di un cambiamento, di un nuovo inizio per il Lecco. Quindi adesso vi farò ascoltare appunto le parole del mister e poi darò spazio a Matteo. Ragazzi, il lavoro, non solo fare frasi fatte, il lavoro che si fa sul campo poi te lo riporti la domenica. Meglio lavori durante la settimana, più risultati la domenica. Ieri ho conosciuto lo staff, Andrea, Francesco, Riccardo, gli altri componenti, ho conosciuto i ragazzi, piano piano no, bisogna essere velocemente bravi a conoscerli, caratteristiche, perché comunque la partita di Ascoli, scusate, è vicina. Stavo preparando insieme allo staff questa partita, è importantissima, bisogna cercare di fare punti, muovere la classifica. Da quello che mi hanno detto i ragazzi, hanno alzato l'asticella questa settimana, stanno lavorando benissimo. Sono qua per portare tutta la mia esperienza, magari qualcuno dirà esperienza da allenatore non tanta da giocatore, le metto insieme tutte e due e sono qua perché voglio far bene, voglio aiutare la squadra, voglio aiutare la società per uscire da questa zona bassa. Reda Alluminio, dal 1968 leader nella produzione di bottiglie, flaconi, scatole in alluminio. Realizziamo una vasta gamma di borracce sportive in alluminio progettate per il trekking, mountain bike, palestra e attività sportive in generale. Tutti i nostri modelli di borracce sono personalizzabili con loghi, testi, foto e sfondi colorati. Per info e preventivi, info@redalluminio.it, sito internet redalluminio.com. Ormai che si spengono, potete vedere appena arrivato il triplice fischio del direttore di gara Pensotti, questo test interno del Lecco in famiglia 2-2 che ha mostrato delle cose abbastanza precise, ovvero due tipi molto diversi di squadra. Diciamo il Lecco abbastanza fisico, ancora abbastanza sulle gambe, è qualcosa che abbiamo già visto abbastanza spesso, e non per ultimo nel caso di Cosenza. Invece il Lecco B più giovane, più fresco, più tecnico, anche se vogliamo in alcune circostanze. Sicuramente hanno destato una buona, ottima impressione Agostielli, Tordini hanno duettato bene, anche Di Stefano, insomma, con le sue accelerazioni, i suoi strappi che lo rendono abbastanza noto ormai da queste parti, anche se ormai è un po'
finito un po' fuori dalle rotazioni tra la panchina di Cittadella con subentro non ottimale, poi proprio a Cosenza proprio non è subentrato. Ecco, quindi 2-2 con i gol di Eusebio e Serfanti nel primo tempo, con le marcature di Pinzavuti e il rigore generoso di Lepore nel finale. Quindi si chiude così. Un piccolo cenno quanto accaduto tra i due tempi: mezz'ora per tempo, un'ora circa di totale di partitella per il duo Bonazzoli-Melgrati, un incitamento da parte della Curva Nord, che poi insomma ha ricordato quali devono essere i punti cardine, i punti che devono essere tenuti ben presenti da questa squadra rispetto alla maglia, sudarla, questo al di là di quello che è stata ovviamente l'estate, che non può più però rappresentare un alibi, perché ovviamente il tempo non può continuare a scorrere senza che questa benedetta prima vittoria in campionato riesca ad arrivare. Ringraziamo Matteo che ha commentato insieme a noi questo allenamento aperto. Anch'io sono qui ancora allo stadio, l'allenamento ormai si sta per concludere, è stata una giornata, una serata intensa qui allo stadio Riga Monticeppi, con questo doppio appuntamento, prima per dare spazio al nuovo allenatore, poi per tornare in campo ad allenarsi, a preparare il prossimo impegno, che appunto sarà importante, sarà, si può dire, quasi decisivo per il futuro di questa squadra. Niente, quindi vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa puntata speciale. Vi do appuntamento alla prossima settimana. Sapete che torneremo in campo sabato 21 contro l'Ascoli, quello stadio Riga Monticeppi. Vi accompagneremo a questo appuntamento con tutti i nostri consueti appuntamenti, quindi con i podcast, i nostri articoli sul sito LCN Sport e con tutti i contenuti, tra cui LCN Warm Up, che dopo questa puntata speciale tornerà invece con l'appuntamento classico della vigilia, quindi venerdì, per poi accompagnarvi, guidarvi alla partita che vivremo insieme ovviamente con LCN Stadio e poi con LCN Aftermatch per tutti i commenti post partita. Quindi vi ringrazio, vi saluto e forza Lecco sempre!